Buonasera e buon 31 dicembre a tutti gli italiani. Oggi si conclude un altro anno trascorso insieme durante questa legislatura. Lo so che il nostro governo vi ha chiesto dei grandi sforzi e sacrifici durante questo ultimo periodo, ma la crisi purtroppo è bella gagliarda. Ma vi prometto fin da ora che con il nuovo anno ridurremo la pressione fiscale. Infatti, già dalla settimana prossima toglieremo l'IMU, toglieremo la tassa sulla televisione, toglieremo il bollo auto e l'IVA passerà dall'attuale 22% a un nuovo 3%. Ecco. Logicamente i soldi noi non è che li cadiamo per terra, e per cui da qualche parte dovremmo andare pure anche a prelevarli. E abbiamo deciso con il nostro governo di prelevarli da una regione che sta bene, da una regione molto florida, che lavora bene e soprattutto che paga, no? Come gli altri, che sarebbe il Veneto. Ecco, preleveremo questi fondi dal Veneto, tra l'altro con dispiacere perché non so se sapete, ma anch'io ho origini venete. Forse non si sente perché ho questo accento un po' inglese, ma comunque sono anch'io veneto. Ecco. Applicheremo appunto delle piccole tasse locali perché abbiamo questo nostro detto che è piccola tassa nessuno si incassa. E delle piccole tasse locali, ad esempio, ci sarà la tassa sulla PRA a Verona. Ecco. Oppure a Vicenza la tassa sui gatti, faremo il pubblico registro dei gatti dove bisogna registrare i gatti. E poi ci sarà l'IVA maggiorata sui campanassi delle vacche a Belluno, e il bollo per il Radecchio Trevisano, il permesso di soggiorno obbligatorio per tutti gli studenti universitari di Padova, anche per gli italiani, no? Per quelli, ecco, e l'imposta sugli ombrelloni a Venezia e la tassa sulla nebbia nel Rovigotto. Ecco, questo è il nostro programma. Tra l'altro, se questo non bastasse, abbiamo varato un'altra piccola manovra, che è la tassa sui gotti e sui spritz. Praticamente voi quando andate al bar a bere il gotto di bianco o di nero oppure lo spritz, ci sarà una maggiorazione del 40% purtroppo, e questo aiuterà a risollevare l'economia del nostro bel paese. Se questo ancora non dovesse bastare, abbiamo approvato un'altra manovra, che è la tassa sulle bestemmie, che sul Veneto probabilmente risolleveremo le sorti dell'Italia e anche di mezza Africa. Ecco. La tassa sulle bestemmie, come funziona? Abbiamo varato questo prezzo, diciamo, politico che è 1 euro a bestemmia, è una roba ragionevole, insomma. Tra l'altro, per andare incontro ai bestemmiatori più incaliti abbiamo fatto anche dei pacchetti. C'è lo starter pack che sono 250 euro e potete tirare 300 bestemmie all'anno, che sono quasi una al giorno. Poi, se questo non bastasse, abbiamo, per quelli ancora che sono un po' più arrabbiati, abbiamo il pacchetto All You Can Pork, che puoi tirare bestemmie illimitate a 1000 euro. 1000 euro tutto l'anno, puoi bestemmiare quanto vuoi. Tra l'altro con questo risolviamo anche il problema appunto delle bestemmie in pubblico, perché quando uno bestemmia e ha pagato, nessuno può più dirgli niente. Ti diamo un tesserino consegnato il numero di bestemmie ancora residue e puoi bestemmiare quanto vuoi. Ecco, con questo saremo sicuri che risolleveremo il nostro caro bel paese da questa crisi. Tra l'altro io adesso, salutandovi, giustamente essendo il vostro presidente, io vi do il buon esempio, e ecco, questo è il mio euro che giustamente vi metto in cassa e vi saluto con un mio bel